Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili qui dal campo San Marco di Santa Flavia, benvenuti a Sant'Isidoro Bagheria contro 3M Calcio 5, 18ª giornata del campionato di Serie C1 del Girone A, una gara tra due squadre che vogliono sicuramente ottenere più punti possibili per cercare di arrivare ai propri obiettivi stagionali prima in questa partita, prima grande azione del Sant'Isidoro con Di Salvo. Chiede qualcosa Birruso al direttore di gara. Andiamo con calma, andiamo a raccontarvi, a introdurvi alla gara partendo dai protagonisti. Possesso per ora per il 3M dopo la prima occasione per il Sant'Isidoro. Scottone sul pallone. Una gara sicuramente che inizierà subito col botto con il Sant'Isidoro che oggi gioca con Gagliano e Lobugli in porta. Scelto un'altra volta il 12, qua attenzione al rischio subito e la rete dalla linea di fondo laterale del numero 27 Basile. Stiamo per raccontarvi i protagonisti in campo. Birruso era fuori dai pali, rete del Sant'Isidoro, tutto regolare. Avanti quindi la squadra di Mister Ticali con la rete di uno dei giovanissimi a sua disposizione. Stavo proprio per dire uno dei nomi indistinta del Sant'Isidoro. Attenzione, ancora affaticato, prova a muoversi, lo scambio non riesce con Accetta. Che appunto Bagheria, un po' Cottone, serve affaticato, destro che finisce sul fondo. Campagna di Salvo, piazza Tomasello, Capitan Mulè, Abello, Scianna e Basile. Appunto ora è il gol del vantaggio per il Sant'Isidoro dopo pochissimi secondi di gioco. 3M che risponde con Birruso e Perdichizzi in porta. Affaticato Calvaruso, Palazzotto, Pillitteri, Cottone, Runfolo, Perricone, Accetta, Ricotta e Lucchese ovviamente. Alla guida della squadra Mister Giacalone, gelato da questo gol in partenza subito del Sant'Isidoro. Bagheria cioè deve stare attento, affaticato, prende il pallone Lobuglio, la fa sua e quindi può girare il pallone. I direttori di gara di oggi, il signor Seminara e il signor Godino della sezione di Palermo, entrambi. Al cronometro invece il signor Sebastiano Cusimano della sezione di Trapani. Possesso adesso per Cottone, il controllo del 10, torna da affaticato, ancora Accetta, guarda, c'è un'altra volta il buon Cottone, Accetta, ricomincia quindi nel giro palla dei neroverdi. Cottone entra in aria e c'è la rete subito, la risposta del 3M con il tiro velenosissimo di Cottone. Una gara emozionante sin dai primi battiti, pareggio dei palermitani 1-1. Si lamenta qui proprio davanti a noi Di Salvo e 1-1, pareggio del 3M subito. Una gara sicuramente che è partita come meglio non poteva. Sant'Isidoro che, lo ricordiamo, è nelle zone basse della classifica, anche se dalla zona play-out, dalla zona calda, si separa a 6 punti. Quest'ultimo vi è l'Isola con 14 unità, 13 poi per il Ficarazzi, 11 per San Vita e Canicattì attualmente all'ultimo posto. Il Sant'Isidoro anche con gli ultimi ottimi punteggi accumulati soprattutto in casa è riuscito a uscire dalla zona calda della classifica. Pensate che all'andata, quando si sono affrontate la quinta giornata 3M e Sant'Isidoro, un 4-1 al Pala Don Bosco per i neroverdi, ancora era a 0 punti la squadra di Mister Ticali, quindi nelle successive 12 gare ha siglato 20 punti, un bottino non indifferente.
Adesso era subito partita benissimo con la rete a freddo di Basile. È arrivato per il pareggio di Cottone, che ci ha preso anche un po' in controtempo, perché da lì il pallone è passato anche in maniera imprevista, sicuramente per Lobuglio, che si è fatto sorprendere dalla conclusione velenosa del numero 10, che ora controlla il pallone, gira le parti di Accetta e ancora giro palla quindi del 3M, con Accetta che comincia a camminare nella metà campo avversaria. Runfolo per affaticato Cottone. Runfolo, la prima mossa di mister Giacalone, numero 19. La girata verso Accetta. Cottone affaticato, ancora Cottone prova le giocate, non riesce però a uscire fuori dalla propria metà campo. Comunque rimessa per il 3M, che ha reagito nel migliore dei modi, come doveva reagire una squadra che in questo momento, abbiamo parlato un po' della situazione del Sant'Isidoro, è giusto parlare anche di quella del 3M, terza in classifica, che viene da una sconfitta probabilmente neanche tanto meritata, anzi tutto il contrario, ha fatto una grandissima prestazione contro Athletic Club, squadra con la quale si gioca anche l'accesso alla seconda posizione nei playoff, e anche quindi la squadra che decide un po' chi entra e chi no, che mette le condizioni del taglio per i playoff di questa stagione. Runfolo si gira! Una grandissima giocata personale da pivot del numero 19, una dedica anche in camera. Il 3M passa in vantaggio 2-1. 2-1, segna Runfolo, autore quindi del gol che mette un po' più in situazione di calma la gara per la squadra nero-verde. Sorpresa all'inizio da Basile, poi 1-2 Cottone-Runfolo. Adesso come ripreso da affaticato, può partire in contropiede il 6, vuole Runfolo, il pallone era buono ma si chiude con un nulla di fatto l'azione del 3M, calcio a 5 che tornato sotto si è ripreso prima l'equilibrio, poi ha conquistato la leadership per la prima volta oggi dal campo San Marco. Magari che ha anche un pessimo score offensivo, è il peggiore del campionato, però intanto dopo pochi secondi già aveva stappato le marcature con Basile. Accetta Cottone, Runfolo affaticato. 3M comunque anche un ottimo score a livello di trasferte, qua rischia però ripreso ancora da numero 27 Karim Basile, autore anche del gol del vantaggio momentaneo del Sant'Isidoro. C'è un fallo cumulativo contato in favore del Sant'Isidoro. Diciamo 3M che ha un ottimo score in trasferta. Pensate che se escludiamo la gara contro il Palermo Calcio 5 giocata sì in trasferta ma nel campo di casa che è il Pala Don Bosco, pensate che non sa cosa è un risultato differente della vittoria da ottobre fuori casa. Comunque ottimo score in esterna, ma ancora insiste Basile, il più pericoloso dei suoi. Palla per Cottone, provava a appoggiare affaticato, in realtà la palla è buona solamente per il Sant'Isidoro, che è tutt'altro che domo, anzi il contrario, sta mettendo in difficoltà la retroguardia di mister Giacalone, che è il primo a urlare lì dalla panchina. Prova poi il destro Basile, un'altra volta lui a rendersi pericoloso. Per ora lui il principale pericolo pubblico per il 3M. Cambi per mister Ticali, è entrato in campo adesso il numero 20 Scianna, la formazione di casa, è uscito Di Salvo. Rimangono quindi in campo Capitan Mulè, Campagna e proprio Basile, che ha avuto un ottimo inizio. Riprende palla ora il 3M, proprio Karim Basile va lontano col pallone tra i piedi, insiste, viene colpito e c'è fallo segnalato qui dal signor Godino, quello più vicino a noi.
secondo arbitro, il primo vicino alle panchine è il signor Seminara, ricordo entrambi della sezione di Palermo. Bella gara comunque, un inizio scoppiettante, già 3 gol, Trem che ha conosciuto sia essere in svantaggio sia poi in questo momento uno status di leadership all'interno di una gara comunque complicata. Virruso sistema la barriera, accetta sulla linea dell'area di rigore, quindi dietro Ricotta, uno dei cambi di mister Giacalone. Scianna lascia al numero 5 Piazza, che aveva fatto davvero vedere la potenza del suo sinistro. Grande parata di Virruso, ancora il tiro provato da Scianna, fermato però da Ricotta. Insiste il Sant'Isidoro, una palla a Piazza per lui, va dietro dove c'è Lobuio, che chiamava anche palla, prova il filtrante, riprende Virruso, rischia il numero 2, riesce comunque a trovare affaticato un po' più avanzato, poi ritorna nella sua metà campo, fa ricomporre dietro il Sant'Isidoro, ma viene osannato dal suo capitano Cottone. Ha fatto la cosa giusta, ancora affaticato, dietro per Cottone, aspetta il numero 10, Ricotta va di nuovo da Cottone che chiama in causa Virruso, può tenere palla il numero 2 e va lontano a cercare ancora Cottone. Anticipo di Piazza, poi insiste affaticato Cottone al centro, trova l'inserimento di Ricotta, 3-1, raddoppia il suo vantaggio il 3M, dedica anche da parte del numero 27 alla Camera, 3-1. A 1 per il 3M, rete di Ricotta, altra invenzione di Cottone. Qua comunque ha funzionato perfettamente tutta la offensiva nero-verde, uno schema perfetto da parte di mister Giacalone, la terza gara appunto con il 3M alla guida, i ragazzi che in questo momento, ricordiamo, occupano la terza posizione in campionato. Scianna poi difende qua il possesso, va bene Domenico Scianna, c'era anche Ciro Scianna nel roster del Sant'Isidoro, ha fatto delle sue qualità nella gara di andata. Il numero 7, ancora lo scambio con il tiro provato da Basile, Virruso sul suo palo, fa una grande parata, riparte in contropiede ora il 3M, ancora Ricotta, si inserisce il numero 6 affaticato, sempre per il 27, ancora affaticato, scambia Cottone ancora una volta a complimentarsi con i suoi perché giocano con la testa e non con il furore, ma riprende palla Scianna che il furore ne ha sicuramente, va da Mulè, colpito in maniera regolare, tutto sul pallone, rimessa in favore del Sant'Isidoro che viene però assegnata al 3, sì, tutto tocco qua, era di Mulè. Lucchese torna dietro dove c'è Cottone, chiama palla Virruso che può giocare, viene pressato ovviamente il portiere del 3M. Adesso però parte la offensiva del Sant'Isidoro che recupera palla a 3/4 campo e poi torna dietro Mulè, chiama in causa Lobuio che in questo momento preferito a Gaiano da mister Ticali. Si sono alternati nel corso di questa stagione. Cottone, ancora lui, insiste il numero 10, fermato e può ripartire quindi l'altro 10, ovvero Mulè, che prova le giocate. Ancora Mulè, si appoggia a Piazza. Chiama ancora calma Karin Basile, vantando magari piani in più rispetto a quelli che effettivamente millanta nella sua carta d'identità. Basile, da dietro, non è ancora buono per Mulè, scambio dietro, c'è Scianna disponibile, ancora lui, Scianna fermato e poi c'è Basile, Piazza, Basile, riprende palla Piazza, ancora Basile, ricomincia quindi il Bagheria, sa che in questo momento magari alzare troppo l'intensità preclude qualche occasione, ancora Piazza, fermato da un super Virruso,
sempre Basile, può tornare dietro Shanna, le controlla in aria, ma viene anticipato bene da Cottone, che poi viene pressato senza particolari risultati portati a casa qui da Shanna. Beruso batte la rimessa in maniera anche abbastanza sbrigativa. Lo scambio in questo momento lì dietro a favorire Ricotta, che prende sotto largo a destra, primo pallone anche per lui, si propone anche Calvaruso, gira tanto, quindi i suoi uomini, mister Giacalone. Ancora Calvaruso, si inserisce, 15 gol in stagione in campionato per lui. Ricotta viene fermato, Ricotta può correre quindi da quella parte di campo. Moulet, contropiede però Tremme, riprende palla proprio Lucchese che va sul destro, viene fermato non dal portiere ma da Piazza, che è rimasto francobollato su di lui. Rimessa laterale per il Tremme, deve battere quindi la squadra nero-verde. Palazzotto aspetta, si riappoggia dietro dove spunta Lucchese. Ancora Palazzotto, ancora Calvaruso, guarda la palla il numero 8, non è buono per lui, se ne va lì Palazzotto, ancora il destro provato parte del giocatore del Tremme, calcio d'angolo. Conte il signor Godino, batte ora Calvaruso, murato anche lui da Piazza che sta tenendo alta la barriera davanti a Lobuglio. Tutti i giocatori in movimento del Tremme sono da campo avversaria. Palazzotto, Calvaruso, ne palla a Runfolo, autore secondo i 3 gol di oggi del Tremme. Spinto Lucchese con un fallo da Shanna, calcio di punizione, bravo qui anche Lucchese. Primo fallo commesso dal Sant'Isidoro. Runfolo insiste, ancora Runfolo, riprende palla Calvaruso e appoggia dietro Palazzotto. Ancora Palazzotto, Calvaruso, prova a scappare lui, ce la fa. Runfolo deve aprire a destra, corre benissimo Palazzotto, vede Lucchese lì lungolinea, anticipato il 28, ma comunque calcio d'angolo ancora per il Tremme che sta spingendo tantissimo. Runfolo va col sinistro, fermato da Moulet. Quindi ancora per Calvaruso, stoppa Palazzotto, aspetta l'arrivo di Lucchese, a vuoto per il numero 8, arriva Moulet, travolto qui da Beruso che però già aveva tirato, chiude lo specchio il numero 2. Moulet aveva comunque scavalcato, pallone che è uscito però, attimo bruciante per il Sant'Isidoro. Ancora il pressing di Basile, deve stare attento il 3M perché ha davvero tanta forza nelle gambe la squadra biancorossa che adesso prova a ripartire. Moulet controlla in mezzo a 3, ancora Moulet colpito ma non c'è niente da segnalare per il duo arbitrale. Allora ancora Palazzotto, aumenta il suo baricentro, Palazzotto aspetta Calvaruso, largo a sinistra il tiro di Calvaruso, colpito Lobuglio che mette in corner. Dietro Palazzotto, ancora Calvaruso, prova a subentrare in aria, fermato però da Shanna, l'ultimo tocco e anche di Calvaruso. Time out chiamato quindi da mister Ticali. 3-1 momentaneamente il punteggio, anzi per essere più precisi è 1-3 tra Sant'Isidoro Bagheria e Tremme. In questo momento anche attualmente in corso 4 gare, comprendendo questa del San Marco in campionato. Da Agrigento c'è Acagas contro Atletico Monreale 1-1, è quello che ci arriva, vantaggio Atletica Isola, pareggio 1-1 anche al Tocia tra Merlo e Palermo Futsal 89ers. La gara del Tocia è
in live sul nostro canale Sportisli, che da Tramerlo è Salerno Futsal Club, per completare un sabato pieno di emozioni, così come piena di emozioni questa gara sul nostro canale Sportisili. 1-3 tra Sant'Isidoro e 3M, vantaggio iniziale di Basile, poi la risposta energica, convinta e compatta del 3M, con 3 realizzazioni tutte diverse. Cottone la prima, Runfolo la seconda e Ricotta la terza. Ancora il Bagheria, prova a reagire comunque la squadra di Mister Ticali, si è fatto sentire sia nel riscaldamento sia adesso in questo time out chiamato proprio per magari calmare un pochettino gli animi, l'intensità, perché c'è la sensazione che quando il 3M riparte con vigore e con velocità entra molto in difficoltà il Sant'Isidoro. Palla ancora per i biancorossi, Runfolo aveva ripreso palla ma era fuori al campo, Runfolo a vuoto, Calvaruso bravissimo a mettere il pallone fuori, c'era Piazza ancora una volta a creare qualche pericolo nella metà campo avversaria. Calcio d'angolo comunque per il Sant'Isidoro. Allora arriva al centro Virruso con il destro, la mette più lontano che può, poi Calvaruso prova a correre lui, palla che arriva nuovamente al portiere, rilancia non tanto bene Virruso, comunque trova Lucchese e il pallone poi finisce da Lobuglio che con le manone serve a destra il numero 18 dei padroni di casa, Bello. 28. Voglio abbracciare la fine partita. Bello, anzi 19, non dico qua non è tanto facile vedere i numeri in questa rete che purtroppo ci preclude la vista migliore possibile. La ripresa qui da Runfolo, a proposito di 19, Calvaruso controlla non in maniera perfetta, la palla poi ritorna da Bello che la smista e Lobuglio chiama la sfera, vuole andare lontano, cerca proprio a Bello, Calvaruso controlla con il petto, ottimo stop, torna a Palazzotto. Lucchese, molto impiegato per ora il 28, è un'arma sicuramente in più per Mister Giacalone, una delle frecce più fresche nella sua sacca. Insiste ancora Runfolo, entra di prepotenza in aria ma commettendo fallo su Scianna, calcio di punizione quindi per il Sant'Isidoro. Gira palla il club biancorosso, purtroppo a cui è anche complicato capire quanto tempo manca di gioco effettivo alla fine della prima frazione. Iniziamo in un palazzetto dove abbiamo il cronometro bello in mostra, un campo all'aperto, uno dei pochi rimasti in C1 ma comunque uno dei migliori magari anche a livello proprio di tenuta su tutta la provincia. Ancora Palazzotto, rischia sul pressing di Scianna, chiamato a gran voce dai suoi compagni, il numero 20, per cercare di portare avanti questo pressing che può essere mortifero anche per gli avversari. Lo sa benissimo Mister Giacalone, chiede calma, qua il rimpallo favorisce Calvaruso, ancora lui al centro, Runfolo incredibile, viene fermato sulla linea, poi colpito, continua comunque a tirare verso la porta di Lobuglio, il 3M prima con Accetta, poi con Palazzotto, tanta confusione, fatto sta che Runfolo ha avuto un'occasione per qualche fatalità all'interno dell'area di rigore, però non l'ha risolta con il gol. Deve battere il Sant'Isidoro, lo fa adesso con Scianna, si ricomincia a giocare, si è rialzato anche Runfolo che ha avuto la palla tra i piedi, bravi difensori comunque a fermarlo in maniera regolare secondo il duo arbitrale. Ancora lo scambio sempre tra Scianna Di Salvo da quella parte di campo Campagna che è ritornato in campo. Time out chiamato anche
da mister Giacalone ci può stare, visto che stiamo parlando di una gara davvero che sembra potersi risolvere sui dettagli per quanto è tirata in questo determinato momento che di stagione di entrambe le squadre. Abbiamo parlato del 3M che viene dalla sconfitta comunque, potremmo dire, propositiva contro l'Athletic Club, ma comunque in trasferta viene da 2 vittorie consecutive contro Isola e San Vito, le ultime 5. Come dicevo, è praticamente dalla gara contro l'Athletic Club che fuori dal Pala Don Bosco il 3M vince e basta. Gara che comunque è avvenuta appunto facendo anche un semplice calcolo ben 12 giornate fa, quindi una ottima media in questo momento. Ragazzi di mister Giacalone nel corso di questa stagione. Riprende a giocare quindi proprio il 3M sotto a scambiare con Accetta, rimangono 2 in campo, Ricotta torna sul terreno di gioco, è uscito Lucchese, rimane anche Calvaruso, sbaglia però Accetta, Di Salvo prova il tiro, murato da Calvaruso, sarà rimessa e non calcio d'angolo, dovrebbe essere almeno, poi qui c'è un palo che ci preclude la vista perfetta, ma come dicevo prima è touche. Di Salvo allora andrà forte e teso in aria, lo fa partire il destro, viene però fermato un'altra volta da Calvaruso, ancora una volta rimessa, preferisce andare dietro Di Salvo questa volta. Campagna scambia con Scianna, ancora il numero 4, prova Di Salvo, fermato in un primo momento, sembrava poter partire in contropiede Ricotta, bravo comunque il numero 4 a rimanere attento Alberto Di Salvo. Uno dei veterani. Poi insiste. Campagna. La Campagna, c'è solo Scianna Virruso, bravissimo un'altra volta. Ancora buono per il Sant'Isidoro, ha rischiato un'altra volta il 3M, riflettendo sta arrivando più che altro dalla parte del campo il Sant'Isidoro, palla ancora buona per i biancorossi, prova a farsi vedere a Bello, su di lui Palazzotto con una grande chiusura, pallone che torna dalle parti di Lobuglio, Di Salvo batte la rimessa laterale, vicino a lui c'è Scianna, pressing alto adesso del 3M, fa Lobuglio, deve metterci il piede perché se no stava per combinare un patatrack il Sant'Isidoro, si lamenta proprio a Bello che era l'uomo che stava facendo questo errore di retropassaggio, non capendosi questo portiere, sbaglia qui Palazzotto, può ripartire Di Salvo, attenzione alla Bagheria, Di Salvo fermato da Virruso ancora una volta, attento dopo l'incertezza magari nell'occasione del gol di Basile a freddo, poi Virruso si è ripreso alla grande con tante ottime parate, ancora Scianna prova la conclusione, viene fermato, Accetta, rischia sul pressing avversario, vede che c'è Ricotta, ottimo controllo del 27 e poi prova a ripartire, viene fermato. Ancora Bello, va sul sinistro, Bello colpito da Calvaruso senza fallo, si lamenta adesso col signor Godino, la rimessa e anche poi il 3M, ottiene il massimo possibile Calvaruso, bravo qui, chiama in causa Virruso che va lontano. Scianna, anche lui, Scianna fermato e c'è la fine del primo tempo dopo 20 minuti di gioco effettivo, 3-1 in questo momento tra 3M e Sant'Isidoro, per essere più precisi 1-3 qui al campo San Marco. Dopo il gol a freddo di Basile ha reagito alla perfezione del 3M con Cottone, Runfolo e Ricotta. A tra poco con la ripresa.
succede nessuno rammarico, perché chiaramente prendere gol all'ultima palla fa sempre male, non è la prima volta che ci succede quest'anno, e quindi qualcosa che ci deve fare riflettere chiaramente, però devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita al cospetto di una squadra forte che ha vinto le 12 partite precedenti non a caso, è venuta qua a Bagheria, ha dimostrato la sua forza. Come dici tu, c'è stata quella palla che poteva portarli in vantaggio. Nel primo tempo, devo dire, abbiamo avuto noi molte più occasioni, quindi là il primo tempo poi poteva finire il vantaggio per noi, ma così non è stato, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato. Diciamo che loro oggi avevano noi chiaramente volevamo vincere per agganciarli, loro avevano il match point su questo campionato, perché diciamocelo chiaramente, se avessero vinto probabilmente il campionato finiva qua. In realtà non è andata così, ci prendiamo questo pareggio, il campionato è ancora lungo. Chiaro che c'è grande rammarico, perché prenderlo al 98esimo il gol non è bello, però fa parte del calcio e dobbiamo reagire, che non è finita, ci sono tantissime sfide ancora molto importanti e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ripeto, l'obiettivo oggi era quello di agganciarli, purtroppo non ci siamo riusciti in maniera rocambolesca, però dobbiamo continuare a lavorare e a crederci, perché le possibilità ancora ci sono tutte per poter vincere questo campionato. Ci siamo noi, c'è ancora il Regina Mundi in corsa, è un campionato molto duro e ripeto, il Montelepre oggi ha fatto vedere perché viene da 10 vittorie consecutive, però noi assolutamente non siamo stati da meno, e se c'è una squadra che esce chiaramente con rammarico siamo noi oggi. Aldo, purtroppo tutta la settimana abbiamo provato ad averlo in campo, ho fatto terapia tutta la settimana, però è dovuto uscire subito, praticamente dopo qualche minuto, quindi vedremo nei prossimi giorni un po' la situazione di pericolo. Al di là del derby, non derby, ora sono tutte finali e dobbiamo prepararle tutte allo stesso modo, con grande determinazione, perché ho detto ora ai ragazzi che il campionato non è finito e non dobbiamo avere alcun rimpianto. Questo campionato, tutte le partite sono dure, così come sarà dura per noi, sarà dura anche per il Montelepre. Chiaro che era la pressione passa tutto a loro, sono riusciti a portare il risultato positivo da Bagheria, quindi vediamo un pochettino come si metteranno le cose nelle prossime settimane. Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro, naturalmente a questo punto dopo di noi in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre ragazze diverse. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta partita superlativa, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto, non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità, e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto, perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. E oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando hanno iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata, perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra, perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica.
Riprendiamo qui dal campo San Marco di Santa Flavia, dove è in corso attualmente la gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie C1 Girone A di calcio a 5. Sant'Isidoro Bagheria 1, 3 calcio a 5, 3 dopo i primi 20 minuti di gioco effettivo. Una bellissima gara, soprattutto nei primi minuti, dove abbiamo visto subito a bruciapelo 4 gol, prima quello del Sant'Isidoro con Basile e poi le 3 reti neroverdi con Cottone, Rumpolo e Ricotta. Qua subito rischia il pressing il Sant'Isidoro, rischia anche un colpo al volto Roberto Di Salvo, uno degli irriducibili di mister Ticali, che riparte con Lobuio sempre in porta, appunto Di Salvo dietro, anche se per ora sta giocando un pochettino più avanzato, visto che Piazza sta giocando da centrale. Inoltre poi ad aiutare i due esperti ci sono anche Abello e Scianna momentaneamente per mister Ticali. Mister Giaconone che invece risponde con il solito Virruso in porta, poi Capitan Cottone assieme ad Accetta, Affaticato e Runfolo, questi 4 scelti per ripartire in questa ripresa. Altri 20 minuti di gioco, già qualche secondo è passato e quindi possiamo andare con Abello sinistro provato dal 19, fermato da Virruso, ottimo per tutto il primo tempo eccetto per quel gol subito a freddo, un po' anche in maniera casuale, era fuori dai pali e Basile l'ha colpito tirando dalla linea di centrocampo in maniera anche parallela a quella di fondo laterale. Un gol casuale, tant'è che anche noi abbiamo perso un po' di secondi per raccontarlo al meglio, perché dovevamo anche capire, metabolizzare quello che era successo. Ancora Di Salvo prova a correre lì a destra, viene fermato però da Cottone e quindi ancora palla per il Sant'Isidoro. Lo scavetto di Salvo a cercare ancora il tiro di Scianna, fermato il numero 20, riparte il 3M anche se Runfolo sceglie di fraseggiare, sceglie di essere più metodico, va da Cottone. Runfolo accetta, gira ancora il 3M, sa che può farlo, sa che ha le qualità, prova ad essere ancora affaticato, chiama in causa Cottone che guarda i suoi uomini, poi accetta e poi affaticato che rischia però sul pressing di Scianna, che tocca per ultimo, batte le mani anche in maniera anche abbastanza ironica, il numero 20 si la prende con se stesso per il mancato controllo, accetta, ultimo tocco che qua è di Salvo. Aveva provato a convincere il signor Godino, il numero 4 bianco-rosso, come dicevo uno dei veterani di mister Ticali. Un problema fisico ha tenuto fuori dai primi incontri di questa stagione. L'anno scorso aveva fatto in maniera veramente involontaria una autorete che poteva essere decisiva, lo scontro salvezza contro Atletico Monreale in campionato, poi però si è sicuramente ripreso, ha trovato la sua redenzione nel gol nel play-out contro l'Acregas. Comunque tramite il ripescaggio figura ancora tra le squadre di C1. Fallo qui di Accetta che si lamenta anche con il signor Seminara e Godino, i due arbitri della gara. Al cronometro invece c'è il signor Cusimano della sezione di Trapani. C'è un problema pure per Piazza, che era andato a coprire questo pallone. Accetta, ha provato a scavalcarlo colpendolo, poi cadendo si è fatto male il numero 5 che si rialza, si tocca più che altro l'adduttore e adesso l'anca, insomma lombare comunque, quindi forse semplicemente una botta per lui. Ancora Piazza rischia sul pressing avversario, chiama in causa Lobuio che ritorna dal suo numero 5 che non può ovviamente ridargliela, e allora chiama in causa il suo compagno alla destra. Ancora Runfolo dopo il pallone ribattuto da Affaticato. Runfolo però litiga con la sfera, regala palla al Sant'Isidoro. Lobuio aspetta l'arrivo di Scianna, ancora il numero 20, Scianna insiste, Scianna torna da Di Salvo. Di Salvo chiama in causa ancora il numero 20, insiste Scianna, fermato però da Cottone e la palla è del treno. Virruso affaticato,
ancora Cottone. Prova affaticato e poi si appoggia dietro, ancora affaticato, chiama in causa Cetta, ma sul destro il 22, viene fermato, ancora Cetta, ancora lo buio, pallone che rimane in campo, prova ad addomesticarlo Abello che l'ha già servito però a Di Salvo, provato ad accendersi Carmela Cetta, a sinistra ora corre Scianna, che finisce però sul fondo tra rimessa Virruso senza particolare fretta. Accetta. Ancora Runfolo, corre il numero 19 con un falco a sinistra, Cottone voleva poi il triangolo che si chiudeva con Runfolo. Chiamato Tomasello alla panchina per Mister Ticali, vediamo il posto di chi. In questo momento è per Di Salvo. Piazza ritorna da Scianna. Piazza rischia il numero 5 Lo Buio, torna ancora da Scianna, lo scambio qui e Scianna anche in maniera abbastanza ingenua prende il pallone con le mani, una cosa che farà imbestialire Mister Ticali. Era lungo il tentativo di triangolo di Salvo. Scianna fa una delle più classiche, uno dei più classici anzi gesti di stizza, quello di prendere il pallone con le mani prima che esca. Giallo per lui e calcio di punizione per il Trem. È tutto sbagliato nell'azione che ha visto coinvolto il numero 20 che ora ha le mani nelle ginocchia. Calvaruso torna affaticato, ancora lo scambio. Calvaruso, sempre il 7, prova a creare qualcosa sulla fascia mancina, ritorna però da affaticato, largo a destra. Trem che gira sui lati, poi ricotta ancora una volta da Calvaruso. Di Salvo lo ferma in maniera regolare, calcio di punizione che non viene assegnato quindi al 3M, sarà invece calcio laterale per i neroverdi che possono già girare con Cottone, ancora affaticato, guarda la porta, affaticato, fermato da Piazza. Touche un'altra volta dall'altra parte del campo per la squadra di Mister Giacalone. Stavolta però sarà per i biancorossi di Ticali perché sbaglia il controllo Calvaruso, preso anche in controtempo. Allora andrà Di Salvo ancora una volta a cercare da quella parte di campo Scianna. Piazza nuovamente il suo baricentro. Scianna colpisce affaticato ma non c'è niente per il 2 arbitrale. Ancora Calvaruso, entra in area Calvaruso, si lamenta affaticato, avrebbe voluto un pallone più dolce, più flebile sul secondo palo per poterlo mettere dentro. Calvaruso forse poteva anche pensare al tiro. Qua Cottone bravo, ma solo per un attimo si scorda poi il pallone. Mulè deve spendere la corsa per mantenerlo in campo e ottiene rimessa laterale. Gara bella, gara viva, siamo nel corso della ripresa di Sant'Isidoro Bagheria contro Trem. Purtroppo non abbiamo indicazioni certe riguardanti il cronometro, in quanto ci troviamo in un campo sintetico, non nel palazzetto, dove è bellissimo vedere il cronometro gigante nel tabellone. Qua dobbiamo fare di necessità virtù e anzi posso dirvi che la partita sta procedendo anche in maniera abbastanza vispa e veloce. Ancora Piazza, prova il sinistro, la rete del numero 5 Filippo Piazza, uno dei più esperti la formazione di Mister Ticali, trova il 2-3, un sinistro tagliente, frega Virruso. L'avevamo detto, Piazza, oltre che essere un innesto di categoria superiore per il Sant'Isidoro, aveva aumentato il suo baricentro nel corso di questa ripresa, giocando più avanti invece che nella solita posizione da centrale di difesa della formazione biancorossa. Si è visto con questo gol da laterale che si accentra e buca il portiere con il piede invertito rispetto alla fascia di competenza. Palla ancora per il Sant'Isidoro che ha ridotto lo svantaggio, lo ha dimezzato e adesso prova l'arrembaggio per cercare quantomeno il pareggio.
riprende però palla affaticato, deve essere più calmo il 3M, meno macchinoso nelle occasioni. Qua abbiamo visto anche un po' di frenesia che può scaturire in questo momento di confusione giusta dovuta al gol degli avversari. Chiama infatti alla calma e alla concentrazione Capitan Cottone, che serve questo pallone a metà tra Calvaruso e Virruso. Ancora Cottone, sempre il portiere, il numero 2 Virruso, che trova Ricotta, che prova a entrare. Ancora Peppe Ricotta, fermato da Moulet. Ha fatto una grande giocata difensiva il capitano oggi con la fascia, visto che è assente Losanno, che era originariamente in distinta, però per causa dell'ultima ora non può prendere parte alla gara, non prenderà parte all'incontro tra Sant'Isidoro e Trem, e quindi la fascia viene ereditata da Moulet. Assente anche l'originale capitano, ovvero Carmelo Sciacchitano, che è anche il miglior marcatore stagionale del Bagheria. Qua c'è un fallo fischiato per questo incrocio di gambe tra Di Salvo e Cottone, spinto ovviamente in maniera involontaria dal suo avversario Virruso. Poi con calma gioca a 2 tocchi e trova Calvaruso. Tunnel di Calvaruso, Cottone un'altra volta, Di Salvo va a vuoto. La rimessa quindi torna ad essere in favore del Trem. 2-3 il peggio. Siccome nella prima frazione ad aprire le marcature il Bagheria. Adesso vuole reagire ovviamente il Trem. Vedete anche qua per Cottone nel frattempo si allunga un po', ma riesce comunque a mantenere il possesso. Affaticato, torna da Cottone al centro. Calvaruso poteva essere più facile di Tapin, ma non riesce a trovare il gol che avrebbe riportato avanti i due i suoi. Riprende palla a Ricotta. La faccia sconsolata di Cristian Calvaruso, miglior marcatore stagionale del 3M con 15 reti segnate. Il secondo Rosa in questo momento è, vedete qua a bordo campo, sta guardando i suoi proprio all'estrema sinistra del vostro schermo. Prende parte alla gara e soffre quindi assieme ai dirigenti del 3M, che vuole cercare quantomeno il gol, un po' della calma interiore, così come lo era stato l'1-3 di Ricotta nel corso della prima frazione. Adesso questo gol di Piazza ha rimesso un po' tutto in discussione. Prende Virruso e con calma poi cede palla affaticata. Tocco finale di affaticato nel rimpallo con il giocatore avversario. Insiste ancora Piazza, sinistro potente che finisce sul fondo. Torna dietro Piazza anche perché è rientrato in campo Basile, che aveva ben interpretato quel ruolo nel corso del primo tempo, e quindi probabilmente sta facendo anche di necessità virtù mister Ticoli, che però non si priva di Filippo Piazza, soprattutto dopo il grande gol che ha rimesso tutto in discussione nel corso di questo pomeriggio di futsal qui a Campo San Marco di Santa Flavia, con limitrofamente a quello di Bagheria, rappresentato dal Sant'Isidoro. Ancora al centro, arriva il Tapin vincente, sempre di Peppe Ricotta. L'esultanza di Cottone, che oggi sta dispendendo bonus a volontà tra gol e assist. 2-4. Tre passaggi, continuava a dire questo Cottone e i suoi compagni. Bastano 3 passaggi per andare in porta. Un triangolo delle Bermuda, quello del 3M, che torna avanti di 2 ancora con Peppe Ricotta. Secondo gol odierno, ed è anche l'11° stagionale in campionato. Ha centrato la doppia cifra nel corso del primo tempo e continua ad aumentare il suo bottino personale anche nel secondo, e aumenta anche quello di squadra ovviamente. Corre però da quella parte di campo Di Salvo. Moulet va su destro,
Ancora Moulet, deve tornare da qualche suo compagno, il numero 10, e prende il massimo. Forse era quella situazione per il calcio di punizione. Trem, che è anche il miglior attacco del campionato, alle spalle di una Celtic Club che però ha fatto il vuoto con più di 90 reti segnate. Alla vigilia della gara di oggi la squadra di mister Giacalone ne aveva messe a segno 74 di reti. Oggi, con le 4 già messe in saccoccia, raggiunge quota 78 e magari possiamo anche arrivare a quota 80. Dovrebbe farne altri 2 di gol il Trem. Intanto deve aspettare il tiro di Piazza, un'altra volta forte, un'altra volta Virruso apre la manona e dice di no. Calcio d'angolo ancora per il Sant'Isidoro, forte al centro, sempre Virruso, super, numero 2 del Trem, che arriva dove c'è Di Salvo, toccato il pallone un'altra volta da Ricotta. Di Salvo a sinistra dove c'è Piazza, trova un'altra volta da quella parte di campo lo sanno, la parata fantastica di Virruso su Basile, non lo sanno, no, è assente, noi ritroviamo, e ancora Basile prova ad andarsene, Piazza fermato sempre da Virruso, si sta prendendo il Trem sulle spalle il numero 2, lo fa anche Calvaruso che ottiene calcio di punizione. Si lamenta Moulet perché non voleva fischiato questo calcio piazzato a sfavore. Entra Runfolo al posto di Calvaruso, caratteristiche diverse ma il ruolo è quello, il pivot, ed è quello di fare gol. Sicuramente Calvaruso più longilineo, più abile nello stretto, Runfolo invece incarna alla perfezione il ruolo del pivot, unendo al fisico anche un'ottima tecnica personale, oltre che una stazza non indifferente. Palla per Virruso, nel frattempo che parlavamo continua a rotolare il pallone nel manto sintetico del campo San Marco, insiste sempre Di Salvo, la corsa del 4 fermato da Palazzotto, ma c'è un fallo, quindi calcio di punizione. Potrebbe di nuovo andare Piazza? Questa è una domanda che stiamo ponendo anche noi, anche se si allontana il 5. Riceve il pallone da Di Salvo, ancora Basile, torna dove c'è Piazza, Moulet, insiste il 10, destro che finisce di poco fuori, più che altro pericoloso perché poteva inserirsi sul secondo palo. Il buon Karim Basile già in gol nel corso dei primi secondi di questa gara. Runfolo è un 1 contro 1 con Piazza, aspetta Runfolo, non riesce a servire il pallone, poi i suoi compagni dietro e allora ancora Basile fermato, tra l'altro 27 Ricotta. E ancora una volta la ricerca del gol riporterebbe a -1 la distanza dalla squadra avversaria. Sempre Basile torna dietro, colpito il 27, altro fallo, calcio di punizione, deve stare attenta adesso la formazione di mister Giacalone, più che altro perché già sono diversi i falli fischiati a favore del Sant'Isidoro. Batte corto Di Salvo, Piazza ancora chiamato in causa, buono il pallone per Di Salvo, Virruso bravissimo un'altra volta, il pallone torna a Di Salvo, incredibile palo, incrocio dei legni per il numero 4, sfortunatissimo, 2 bordate clamorose, prima Virruso poi la sfortuna di Rino, insiste ancora il Sant'Isidoro, sta soffrendo il Trem ma sta resistendo con la fortuna e con la bravura del suo portiere. Piazza torna ancora da Di Salvo, Basile conserva il pallone, prova a tornare al suo numero 4, viene fermato, comunque la palla è del Bagheria. Ancora Di Salvo, il centro, il pallone arriva, Virruso prova a evitare il calcio d'angolo e non ci riesce.
pallone per Piazza che controlla, fa controllare il pallone a Di Salvo, la corsa poi provata da Ricotta che però è fine a se stessa. Allora ancora Piazza, Di Salvo, Piazza, Lobuglio, palla lontano il portiere, viene però fermato dall'imprecisione sul destro e time out. Time out chiamato da mister Giacalone, ci sta perché in questo momento il 3M ovviamente è in doppio vantaggio, ha trovato il gol del 4-2 sempre con Ricotta, ma una gara che rimane sempre un'incognita. La partita è sicuramente bella, interessante, ma in questo momento deve trovare quella quadra e quella lucidità di ripartire in contropiede che permetterebbe ai ragazzi nero-verdi di mettere in seria difficoltà, così come è successo anche durante il primo tempo, il Sant'Isidoro. Ricordiamo appunto che sono in corso altre 3 partite del campionato di Serie C1, Agragas Atletico 3-1 per ora per i giganti agrigentini, e quindi sono tornati avanti dopo la situazione di equilibrio che stava verificandosi lì ad Agrigento. Atletica ancora vincente all'Isola, 4-1 però in favore dei Nero-Rosa il punteggio, e poi Altocia avanti dei 89ers. Questo un po' per quello che concerne la zona playoff, stanno vincendo tutti. Notizie quindi non tanto belle, rassicuranti per il 3M, comunque sta portando i 3 punti a casa, deve farlo fino alla fine della gara. Insiste ancora affaticato, l'ultimo tocco però è del 6, allora palla per il Sant'Isidoro, rischia il power play la squadra di casa. Lobuglio infatti è fuori contro la Merlo, non sono mai riusciti a sfruttare il quinto d'attacco. Pensate che hanno preso il gol a porta vuota però con il portiere in campo, eroi Lobuglio, pallone al centro, un'altra volta Di Salvo trova Basile, doppietta per lui, 3-4, subito sfruttato il power play. Preso in controtempo il 3M dalla scelta di mister Ticali di metterne 5 d'attacco. Allontana per Runfolo, ancora il numero 19 prova a uscire Lobuglio, fa bene, calcio d'angolo per il 3M, torna sotto il Sant'Isidoro, rischia quindi la formazione neroverde, affaticata ancora lui, vede Palazzotto, affaticato ancora Cottone, affaticato Palazzotto, dappertutto il numero 8, Runfolo mantiene il pallone in campo, ancora lui, Runfolo si accentra, palla Cottone, sul secondo palo c'è Palazzotto e controlla, ancora lui, Palazzotto insiste, esce il Bagheria, ma ancora 3M, affaticato, torna Virruso, si ricompone il Bagheria, ma sicuramente perde tempo il 3M a passare i secondi, ancora Palazzotto, insiste lui, Lobuglio la mette in calcio. Signor Godino dice che è corner. Lobuglio si lamentava perché credeva che il pallone fosse già uscito prima del suo tocco. Pallone per Cottone, riprende palla Moulet, ancora 3M però, Runfolo colpisce Moulet, palla sempre per Runfolo che con calma trova affaticato, che però lancia a vuoto, ritorna quindi aveva il possesso il Sant'Isidoro, corre Lobuglio, esce, quindi sarà un'altra volta quinto d'attacco per mister Ticali, sempre Di Salvo con la pettorina rosa, Moulet, Basile, Cottone stavolta mette in calcio in angolo, in difficoltà il 3M, Di Salvo, ancora Scianna,
tiro palla ovviamente metodico ora del Santi Isidoro per cercare un buco nella difesa nero-verde, così come ha fatto poco fa con Basile. Di Salvo, ancora lui, pallone che viene deviato da un giocatore del 3M, ma comunque abbastanza fuori misura. Piazza, sinistro, Virruso, bravissimo, e poi prova ad andare lontano il 3M, va bene, non c'è nessuno in porta. Mantiene il pallone il Santi Isidoro, Di Salvo batte subito la rimessa, e lui è il portiere adesso, tecnicamente, anche se gioca più avanti, ancora rischia poi il Santi Isidoro. Boulet, passare i secondi, non tanto per il cronometro quanto per far ritornare in campo Lo Buio. È già uscito infatti Di Salvo, che aspetta solamente il via per rientrare nuovamente in campo. Insiste però Palazzotto, ancora lui, fermato Palazzotto. Insiste il numero 8, affaticato per Cottone. Cottone vede Runfolo, prova a girarsi, Runfolo affaticato, entra Palazzotto, fermato una volta, poi affaticato, colpisce male Runfolo! Il pallone in qualche modo entra e il 3M torna avanti di 2, ancora con Runfolo. Di Salvo, pallone per lui, tornano in 5 davanti quelli del 3M, poi Virruso non può andare in porta, torna in campo Lo Buio all'altra parte del campo. 3M quindi cercherà non tanto la conclusione quanto di perdere tempo giocando, però proponendosi in avanti, lo fa affaticato, trova Cottone, però preferisce appoggiarsi ancora una volta dietro. Runfolo, insiste lui, colpisce un avversario però nel rilancio. Lo Buio allora prova subito lo scatto per far tornare in campo Di Salvo. Sbaglia Scianna e poi Palazzotto preferisce far tornare in campo il suo portiere avversario, preferisce far sistemare il Bagheria, ma anche il 3M. Cottone, Virruso, rischia Virruso, pallone per Runfolo, ancora sotto di tacco, elegante, nonostante la pressione altissima e agguerritissima del Santi Isidoro. Ancora Cottone, gira, il pallone sbaglia per il passaggio, Piazza tocca per ultimo e il pallone finisce fuori. Passano i secondi, manca sempre meno alla fine. Bagheria che aspetta di riprendere palla per sfoderare Di Salvo come quinto d'attacco. Palazzotto poi ancora dopo l'errore parziale di Virruso. Piazza, vediamo questo pallone, ancora affaticato però a mantenere palla per il 3M, gira ancora una volta la sfera, gira a memoria quasi il 3M. Cottone, oggi davvero stato di forma eccezionale del 10, Excus. Runfolo affaticato, era preso quasi in controtempo Lo Buio, deviazione finale di Piazza, calcio d'angolo. Che arriva dietrissimo, dove c'è addirittura Palazzotto, si era proposto anche Virruso. Cottone ad aiutare affaticato, non è andato in porta il 3M, ha preferito così con affaticato uscire con eleganza. Runfolo contro Lo Buio, ancora il 19, entra in aria, preferisce poi uscire e tornare dietro da Palazzotto. Gli applausi si sprecano per il 19, autore di una doppietta oggi e anche in una prestazione gagliarda. Sempre Palazzotto, poi il numero 8 insiste, si butta nella fascia mancina. Cottone aspetta, vuole affaticato, il tacco da affaticato, fermato e non c'è più tempo, fermato anche al cronometro il Santi Isidoro Bagheria, che deve cedere il passo a un 3M corsaro e che con esperienza e soprattutto con una gara gagliarda si porta a casa la vittoria. Ricordiamo punteggio e marcatori 3-5, termina qui la gara del San Marco. Bagheria che era andato in vantaggio con il numero 27 Basile, poi
Il 3M ha fatto una grandissima rimonta di cuore, di grinta, con Cottone, Runfolo e poi Ricotta. Lo stesso Ricotta aveva segnato il gol del 2-4 nel secondo tempo per il 3M dopo la rete bella di Piazza. Era arrivato il 3-4 con il quinto d'attacco del Bagheria che aveva spaventato i ragazzi neroverdi, sempre con Basile su suggerimento di Di Salvo il quinto d'attacco, e poi però chiude la gara il gol di Runfolo. 3-5 quindi al termine di questa sfida vincente. Grazie a tutti per averci seguito qui dal San Marco di Santa Flavia. Da Gabriele Rispetta è tutto e a risentirci con lo spettacolo del calcio a 5 qui sul canale YouTube di Sportissimo.